L'economia, soprattutto quella turistica, secondo il presidente della regione Veneto Luca Zaia, non deve essere drogata. Ciò costituisce un requisito essenziale perché chi lavora nella legalità non si debba trovare a combattere chi in effetti svolge la propria attività mettendo in campo una concorrenza sleale. L'operazione svolta in sinergia tra Polizia Locale di Venezia e Guardia di Finanza di Venezia ha un significato importante che va oltre al numero delle strutture abusive scovate, ben 31. L'operazione ha permesso di scoprire camere ricavate all'interno di magazzini, garage, ripostigli, con condizioni igienico-sanitarie precarie, se non in alcuni casi mancanti del tutto. In questi casi, che idea possono essersi fatti gli ospiti dell'offerta turistica proposta? Certamente pessima, e pessimo sarà il ricordo che porteranno con sé della vacanza. Già questo di per sé è un grave danno. Thank you.